Presentiamo un nuovo progetto che, oltre alla formazione pratica con lo strumento della camera di fumo, abbiamo ipotizzato, grazie anche alle nuove tecnologie e all'intelligenza artificiale, anche uno scenario, abbiamo virtualizzato uno scenario e quindi che in qualche modo dà la possibilità anche all'operatore di utilizzare attraverso queste tecnologie, anche virtualizzare quelli che sono gli spazi. Esperienze pratiche con carrelli elevatori, piattaforme mobili elevabili, spazi confinati, antincendio, lavori in quota, camera del fumo. Tutto questo è CLEV, acronimo di competenze, lavoro, etica e valori, trade union del progetto di UNICEF che punta a garantire soluzioni formative e operative sempre più efficaci in materia di sicurezza sul lavoro. Ci dà modo appunto di poter offrire una formazione sempre più innovativa e in una forma anche molto più esperienziale, molto più diretta e quindi più facile anche da apprendere per tutte le persone che vengono coinvolte. A disposizione delle imprese e dei lavoratori una struttura che, grazie alla realtà virtuale e all'intelligenza artificiale, sarà in grado di offrire nuove opportunità formative e pratiche. Sono ambienti virtuali che, a differenza di molti altri che sono in commercio, possono essere utilizzati sia attraverso dei visori, degli Oculus, sia attraverso browser. Questa è una particolarità del nostro strumento. La persona interagisce al 100%, è possibile quindi simulare un'operazione lavorativa, un processo lavorativo, dove attraverso gli strumenti che mettiamo in atto nello scenario vengono evidenziati e tracciati gli errori commessi o le operazioni corrette commesse, con il correttivo eventualmente nel caso di errore. Culturalmente dobbiamo lavorare perché il tema della sicurezza non passi mai in secondo piano, sottolinea la numero 1 di Confindustria Veneto Est Carron, che spiega poi, in tal senso, l'avvio di un accordo con INAIL. È importante analizzare i dati e quindi capire quali sono gli incidenti, perché accadono, e questi poi dati sicuramente sfruttarli per migliorare dove siamo carenti.